Attenzione! L'incrocio dei pali! L'incrocio dei pali! Dai amici bellini! Almeno questa, la formazione farà discutere, ma ne dobbiamo parlare con calma. Voi nel frattempo vi iscrivete al canale e poi arriverà l'analisi. Napomod. Napomod, brutta questa grafica. Andiamo. Io la formazione l'ho indovinata. Il fatto di Caprile veramente non me lo spiego, perché porti il ragazzo, se non lo fai giocare nemmeno i 32esimi, porti il ragazzo a pregare per un infortunio di Meret. Non è possibile, non ci siamo. Poi il resto si può discutere, Politano, Ngong, Mazzo, si può discutere tutto, la difesa, buongiorno centrale. Questa scelta invece di Caprile non mi funge proprio a livello logico. Calma. Mazzocchi, Mazzocchi. Vai Spina, bravo. Bravo col sinistro, mi piace. Mazzocchi di testa. Bravo, bravo Spina. Da quinto a quinto. E poi continuiamo a chiamarli quinti anche se sono 4 a centrocampo. Sì, un braccetto. Lobo più avanti di Anghissà, avete notato? Poi devono stare in verticale i due centrali quando hai la palla. Questa è una cosa che secondo me Antonio Conte ha capito subito. Anghissà, un cursore che tira. L'anno scorso si è visto, non è proprio il suo ruolo. Vai Di Lorenzo. Buono il cross. Bravo Lobo. Fallo sul Raspa. Dai. Bravo Raccomani, terzo anticipo pulito. Polita proprio i piedi sulla palla. Io posso capire Ngong, ma se viene Neres e gioca ancora Politano, no, no, il Conte è alto. Non è che il Conte è alto. Raspadino, dai. No, perché questo sta da solo? Sta mangiando. Politano! Portiere siamo Sabunet. Il loro, non intendo il nostro stavolta. Io come Biso lo chiama il raddoppio ogni volta. Madonna mia, Anghissà! Devo dire proprio. Quando la palla va a cavare subito, raddoppi! La cacca addosso. Il primo giallo per Anghissà. Si è fatto bucare 2 o 3 volte e qua c'è il fallo. Ci sta tutto, E ricordiamo che in panchina c'è Colisacco. Non abbiamo panchinari del centrocampo. Prego. Don Raffaele, siamo tornati più forti che mai. Prega per noi Don Raffaele, prega per noi. Proprio una tonalità minore, proprio da Kvara il cross, Politano. Vabbè. Non mi scrivo niente, ma signori, i cross alti no, però è inutile. C'è Raspa. Anghissà al limite dell'aria che non può e non sa tirare. Pensando anche voi a Folaru. No, dovete pensarci un attimo. Folaru ci ha dimostrato di avere questa specialità. Niente, si litiga, si vede. Il mormorio dello stadio sul retropassaggio su Meret. Bravo Lobo. Bravo Spina. Bravo Kvar. Vai tu. Signore, attenzione, 3 contro 3. Bravo Lobo. Attenzione. L'incrocio dei pali. L'incrocio dei pali. Mamma mia. Chi ha avuto le occasioni migliori? Un attimo, ragioniamo sul primo chi ha avuto le occasioni migliori? Tiro centrale che ha sbagliatissimo, solo davanti al portiere. L'incrocio dei pali, tiro di Politano. Vabbè, non ti arrabbiare, Kvara, e fallo e stai zitto. Ma Palumbo è napoletano. Signori, cominciate a lasciare il like perché prendiamo l'abitudine del like per la prossima partita, perché questa non la possiamo influenzare col pensiero positivo. Cominciate a lasciare il like per il Verona. Ma buongiorno, provaci a questo punto. Raspadorino. Copat. Maronna, mi era uscito il pallone. Conte ha bullizzato l'arbitro. Stai attento, Antonio. Stai al Napoli, stai attento, ti prego. Kvara.
colpe d'Hack Live, la qualità che ci manca a centrocampo. Ah, non è fallo. Politano, senti a me, se ne stanno andando tutti quelli di Geoffrey, perché non fate una incarrettata tutti quanti, guarda ancora. Il movimento l'aveva fatto Raspadori, spina. E va bene, amici bellini, sapete cosa dovete fare? Io vado a lavorare, il resto, tutte le cose succederanno che ve le guardo da telefonino, voi non vi preoccupate. E poi l'analisi, state tuned, perché tra poche ore l'analisi da Valerio Fluido, New York, è tutto, dai! Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, amici bellini, non è tutto. Mi avete scritto in tanti, ASMR notturno. Le parole di Conte forse sono più importanti dell'analisi tattica. Mi sembra evidente. Quindi tra poche ore le vivisezioniamo le parole di Conte, perché sono troppo importanti e non vanno equivocate. Quindi noi faremo la nostra interpretazione e poi il giorno dopo l'analisi tattica, anche perché ci ho pensato, teniamo la settimana tipo, non ci saranno cose uno dietro l'altra, le conferenze, quindi ci dobbiamo prendere il nostro tempo e le analisi possono arrivare anche in ritardo, così non diamo una mano ai giornalisti che prendono e scopiazzano. Da New York, Valerio Fluido, è tutto per ora. Voi vi siete goduti, lasciate il like, così iscrivetevi al canale perché sono agguerritissimo. Quest'anno sarà di un'importanza capitale. Caprile, Meret, Conte, della Manna, il mercato, le cose così. Lasciate il like, non vi preoccupate.